Settimana scorsa un ospite, questa settimana che ospite, anzi, che ospiti. Ladies and gentlemen, Alfonso e Chiara! Reaction Island, Sean Island, Sean Island, Reaction Island, land, 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 land. Facciamo insieme. Vai, vai, vai! No, no, no. Io ho paura che lui possa aggredire proprio fisicamente le ragazze a un certo punto. Ma scusa, ma questo era il limbo o il salto in alto? Era il salto del limbo, Chiara. Lo abbiamo appena inventato. Ultimamente si scende. Ma io è lo zio ubriacone. È quello che, capito, a Capodanno dà fastidio a tutti a tavola. Ma pure a voi vi davano tipo una bottiglia per tutti quanti, una sola? Poco, alcol. Ma che perocchiosi! No, no, Ve lo- veramente. No, Siete dei perocchiosi! No, veramente. Questo è il mio mezzo cugino! Mo stasera lo faccio bere quello che non ci avete fatto bere No, voi! per una questione di soldi. No, no! No, per non farci bere troppo, giustamente. Ma io non penso di... Io la prima cosa che gli ho detto a lei, ho detto io ti farò vedere che... Che cosa? Quante parole per dire niente? Cioè, cerca di andare anche tu avanti, è difficile dimenticare. Capito? Tutto. Io davvero a lei ci tengo perché lo sa molto bene, lo sa. E mi sono preso anche un bello incarico, 130 bucce al mese comunque. Perché qui si invertono i ruoli ora. Ah? Si invertono i ruoli. Ah, avevo capito, invertono le menti con le une. Ah, Ok, allora togliamo l'alcol. Che vuol dire invertono le menti con le une? Ho pensato. cioè lui ha detto io già lo so che ci sarà un video. Mi fa, boh, ma se te lo meriti te lo farò un pensiero. Se te lo meriti. Se te lo meriti. Su un bel 3 rate PayPal, capisci? L'arna. Dimmi come meritarmelo. Aveva tutte queste spese. E non ce la si- faceva. Non ce la faceva e si lamentava sempre. Amore, però non sei sua madre. Vabbè, diciamo che sì, però è anche, secondo me no perché voglio difendere Antonio, però è anche brutto il fatto. No, è brutto il fatto che lei rinfacci queste cose. Io non credo che lei sicuramente stia da rinfacciando. uomo, no, allora io da uomo non mi metterei mai in condizioni di andare a vivere a casa di una mia fidanzata. Esatto, perché altrimenti a spese cosa saresti? sue. Cosa sei? Un riguttaro. Che è un ributtaro? Un riguttaro è il tipo di uomo che non vuole far niente E vuole vivere e sulle campa solo spalle su, capito? di- Oh, ma lei ha visto prima 680 video di lui che dice la carne. Cagar. E lui ne ha dette solo 4 rari. Nell'ultimo video lui stava sul ramo e diceva la carne. Però ora continuo a vedere, scusami figlio. Aspettate, mi mangio un pidocchio e anche un po' di carne. Allora devo dire così, che tu mi hai preso perché ho la casa. Ma in che senso mi hai preso? L'ha acquistata su Mi ha Marketplace. trovata al supermercato. Mi piace, ti prendo. No, io ho fuso il motore della mia macchina. Wow, non ci può pensare lei a sto fatto. Ecco. Guarda lui come si arrabbia su sta... La aggiustiamo, no? Te l'ha fatto chi che tiene a paga, finanziaria. Finanziaria il prestito, quello che mi hai detto tu. 130 euro al mese. Bello il Brad Pitt che stato qua. Ma secondo voi Brad Pitt lo sa che lo usiamo come metodo di paragone? Chi lo sa se... Sarebbe un grande onore. Chi lo sa se Brad Pitt lo sa? Per antonomasia, quello che diceva. Chi è Antonio Masia? Un tuo amico? Mio amico. Antonio Masia. Era prima di Era- lui, adesso è Brad Pitt. Adesso è Brad Pitt. Sono andata dal meccanico, ho detto mi puoi restituire questi 3 milioni? E io l'ho ridati subito. Quindi non li sta pagando più, scusami. Scusami. Tu con chi fai l'amore, Vabbè, ma lei si vede che è una bravissima ragazza. Sì. Sta proprio in Si vede, allora lei ci ha scritto buon pagatore nell'app di San Paolo, sicuro. Vabbè, ma che sta facendo di male sta Niente, ragazza? no, Ragazzi, poverina. dai. Ma un po' la invidio onestamente in quel momento lì. Esatto. Non ho capito. Che senso? Non ho capito. No, veramente non ho capito. No. Stavo ascoltando. Rivedi. Un po' la invidio lì, Ah, ma... un po'. Vabbè, fra, però È un da party, diciamolo, bello, dai. tanti Quest'anno- squartati i tentatori. Sì. No, meglio tentatori quest'anno, quelli l'anno scorso. Alfonso. È andato a Sharm el Sheikh con quest'altra. Le corna. A Sharm el Sheikh. Com'è che faceva quella di Carmen? E corn. Esatto. Oh, ma subito l'hai imparata! Corn. E... Ma bravissima. Ma in che senso subito l'hai Non vado a imparato? spesa quando mi faccio i regali a lui. Fai male però, zia. Diciamo che lui ha fatto un ottimo acquisto con lei, perché lei acquista tanto. Io ho fatto una tuta che comunque costa 200 euro. Ma che fa? 100... Vabbè, sai, ma è contabile, cioè è possibile che c'hai gli scontrini di ogni cosa. Capito, cioè anche un... Ma lei che fa nella... Però se... Compra.
Le fa trading. Amore, bisogna meritarseli però sti regali. Siamo andati a Venezia in trasferta a vedere sto Napoli. Gli ho comprato una gondola e non si è accontentato. Però posso dire una cosa, cioè lei parla troppo di soldi, secondo me. Cioè, mo lui non sarà buono, l'ha tradita, non la ama, la tratta male, allora allontanalo. Io No so- che gli fai i regali e poi diciamo ho speso 50 Io non euro. posso io non so prendere una Lei- posizione lei- in questo momento perché non capisco quanta ragione dare a lei e quanta ragione dare a lui. Allora, lei sicuramente, secondo il commercialista c'ha ragione lei. Sicuramente. Questo è poco ma sicuro. Lui l'ha comunque tradita, non ci dimentichiamo. Ma questo infatti fatto, perché gli sta E insieme? allora perché gli fai il no, premio? sì, su Però lei questo. potrebbe Capisci? comprare. E io ti faccio pure il premio di consolazione. No, era Lei già potrebbe stato- comprare la già carta tutto. bonus per togliere le corna. Così non ce l'ha più. Tu l'hai vista Eva, Chiara? Io l'ho vista, Eva, l'ho Già, notata. Chiara, cioè, Chiara. Bellissima. Chiara fratacchione proprio, dici la verità, com'è? È proprio per quello che dico, ma amore, ma come hai fatto a non notare Eva? No, ho proprio visto. Non c'era, Hanno Eva. fatto le cose dell'editrice, non stavo guardando. Ah, Quando ma, sono ma uscito quanto è il bravo ragazzo. sto ragazzo? Ma tu ti sei preso un ragazzo troppo bravo, gli dovresti comprare un regalo. Sono arrivato tardi a casa. Guarda che funziona, Sta ribaltando. Sì, le stanze poche bagno, hai visto? Ma lui è più preoccupato che si stia ribaltando la situazione. Lui sta non eliminando. vuole che si dica no, no, no. Se no... Che lui No. non paga. No, No, no! No, Dai! no, vado a finire. Vabbè, tanto paga lei. Oh! Ma non ho capito perché. Che ha detto lei di così Io in preciclo. scandaloso? Sì. Non è possibile. Cioè, Ha non rotto è pure la possibile. sabbia, ragazzi, dai. Basta! Cioè, no, ma Comunque mi fa paura questo, vi giuro. no, ha fatto lo strascino alla pianta. Si è fatto Si è male. fatto pure male. Ma io non credo se Ah, ha lanciato le Ma ciabatte. se si è riballata la situazione, gioca a suo favore, no? Dovrebbe esultare invece che stare male. Basta! Too much. Allora, effettivamente devo raccontare una cosa, però io che l'ho fatto. Sicuramente stai con una pressione tale che... No, non sto scherzando. No, ma io ti aspetta, che credo. veramente stai al di fuori del mondo. Lo e capisco. Quindi vuoi... Cioè non hai sfogo, non hai il telefono, non puoi parlare con un familiare. È una bulla. È una bolla, quindi tu veramente... Ah, ma ti fai una passeggiata Poi, al mare. infatti magari non lo fa vedere, però magari avrà fatto anche quello, no? Tipo io che mi è successo, anche io ho tirato una sedia, per al di fuori di quello ho camminato in quel villaggio, ho camminato un'ora. Cioè, va bene il Cioè, guarda qui. No, vabbè, No, il questo no. cactus sta tirando... No, Ma ma che- che montare il villaggio no. È che siamo... Volevi già a quell'altro lato, ma No, troppo. Ma lui deve essere il protagonista di questa Esatto, cosa, perché sì, sì. Ma si è il girata la protagonista, frittata dico, poi- Destruction Island sarebbe. Per esempio, io quando rivedo le mie Temptation, alcune cose con la consapevolezza di adesso, l'esperienza di adesso, ma di adesso dico non le rifarei. Ok. Cioè, quando per esempio vedo loro che fanno queste scene, cioè un po' C'è un momento. provo un po' di vergogna per loro. Certo, Un certo. momento in cui ti sei guardato e hai detto, oh no, che cringe. Ora però, quando sono Eh. uscito da Temptation ho visto magari il video dove l'ultima puntata tiro una bottiglietta d'acqua o tiro la Vabbè. sedia. No, non mi è sembrato nulla. Quando l'ho rivisto ora, un mese fa che mi è ma che uscito, fazzi, visto? ho provato un po' di vergogna. E quando vedo loro che fanno queste cose, dico non si rendono conto. Però, esatto. Però lo capisci perché Cioè, stai perché in una dico sta quello bolla. che si renderà conto, quello che non si renderà conto mai, perché effettivamente è veramente... che cazzo. Ma che alluce ha lui? È grandissimo quell'alluce. Dammi manga. Io veramente l'amo. Non l'ha visto, mi sa. Hai stridito equalizzato a tutto. No. Puoi ripetere, Si scusa. è perso le di gol Z. Un ballo. Però sei più bravo di lei. Ma io posso fare una domanda? Ma si è messo il semipermanente? No, è lucido. E il lucido, io penso per non mangiare le unghie. No, amore, quello è semipermanente. Sì. È lucido semipermanente. È semipermanente. Perché è un po' sul lilla. Hai ragione, guarda. No, è lilla, amore. Lilla. Dovremmo chiedere a lei che avrà sicuramente pagato l'estetista. Che pezzo di me. Vabbè ragazzi, Dai, ma, ragazzi, ma posso stiamo- dire che la prendono troppo male Sì, comunque. perché comunque sono in un contesto dove già. ti devi divertire. Già. ci sono ragazzi. Capito? Per ora devo dire che non ha fatto... E non ha fatto niente. Io non posso stare a Ragazzi, Roma. gli serve un alloggio quando esce. Ve l'ho appena chiesto, vedi, ha detto hai un posto a Roma? Allora ragazzi, lui è la prima persona che rimorchia su Airbnb. Ah, bene. Lui contatta le Cioè, host. la casa. Esatto. Lui contatta le host e fanno ma come sei fatta? Poi gli chiedi, ma la tua macchina mica c'è il motore.
Ma si deve fare il motore. Perché io la Allora, finanziaria già l'ho fatto, ne posso fare. ti posso fare la frizione se vuoi. Per me queste cose non fanno altro che alimentare dei cliché. Che io, se non fossi napoletano e le guardassi da fuori, direi allo stesso modo i napoletani sono strani. Ok? Sì. Tipo, io sono stracurioso, tu ne avrai sentiti tantissimi. Mi fai un esempio di cliché Invadenti. invadenti? Invadenti. Poi, stando qui a Napoli, vabbè, ormai sei fidanzata con un napoletano. No, infatti io ero un po' curiosa, no, di conoscere il suo mondo quando sono uscita. Ok. E avevo questa cosa, questo stereotipo nella mia testa degli napoletani un po' invadenti, così. In realtà no. Ovvio, sono partita con la mentalità aperta, il Certo. cuore aperto, l'animo aperto. E mi sono lasciata un po' sorprendere, no, dai napoletani, perché poi ho detto, cavolo, non sono invadenti, anzi sono molto disponibili, super alla mano, io qualsiasi cosa avevo bisogno, così. Chiara, cioè proprio di casa, quindi non invadenti, ma più molto familiari. un po' Quante teatrali. Dei parcheggiatori Quante se- abusivi ovunque. Quella Allora, è la questo storia. l'ho conosciuto qua, la cosa dei Ah, parcheggi ok. abusivi, che non la sapevo. E me lo potevo accollare perché lui è un bambino. Sei disposta a fare la madre? Punto di domanda. Cioè, Tu lo capisci? conoscevi, non è che Ecco, per Sonia tiro fuori queste. Mi piace. Sì, Sonia, ragazzi, Sonia è Sonia spirito guida di Temptation No, è Island. proprio quando torna a casa sta quella La zia. Che La è zia- successo, la zia? Vieni La zia qua. Sonia, guarda, sta pure seduta come una zia, sì, guarda. questa gioia, io te lo Mo si alza e dice, vuoi che ti faccio un po' di pane con la cioccolata? Perché... Pigliatevi un po' di brodo. Sonia, ma è Aust, che brodo. La poetessa la più alta di tutti e la più bella di tutti. Lui ti tradirebbe lo stesso con la scimmia di Tarzan. Perché Con la scimmia di Sarebbero trasimili, tra l'altro. Concita. All'inizio sembrava toccasse le corde giuste. Nel corso del tempo Poi non ha fatto nemmeno un finanziamento per me questa Lucia. Preteso a tutti i costi comunque di Sarei iniziare una contenta. conoscenza tra noi due. Beh, ok, questo però non si può dare colpa a lui. No. No, Cioè, infatti. prendi Cioè, le lei tue ha responsabilità, tradito il tu hai fidanzato scelto. Esatto. Con Rosario. Lei comunque ha tanti polmoni, eh. Sicuramente molto... Respira più aria di me sicuramente. Dai, però poverina, avrà Comunque io non ragione. capisco come fanno a Capito perché piangere piange? in maniera così composta. Non percepisco che comunque nella tua testa non... Dai, poverina, messo, però. bene pazienza, devo fare una domanda. Ci sta una Pecar in doppia fila parcheggiata e di qualcuno di voi? No, Pecar no. No, la Jeep. A me la- Ah, vabbè, quella sta parcheggiata bene, sta in doppia fila bene parcheggiata. Non vi qua, chi le vicino sono roba nostra che No, a si me la parte. punto. A me la punto. la No, punto no, io. no, a vostra addirittura stanno appena dopo sta marciando, Va proprio qua, bene. state tranquilli. Solo che poi, giustamente, per burocrazia, un'offerta a piacere, minimo €2, ma per burocrazia, no? Perché... Sì, c'ho il borsello. Beh, sono sempre io quella che paga. No, vabbè, che facci ma signorina, che figuri, no, cioè, C'ho per io, piacere. c'ho io per me e per loro, sì. Comunque lei è una di quelle imperfette bellezze, cioè non è... Serena Van der Futzen, tipo. Esatto. Pensate che un anno fa stavo in hotel e lei era nella camera a fianco alla mia. Ma che se ne fa le puzze, veramente? No, le se ne fa le vicine- puzze, Black Lion. Chi è questo? Lei è la moglie di Ryan Reynolds. Esatto. Ah, Ryan, conosco il marito. Ragazzi, conosco il marito, scusatemi. Non c'ho molta confidenza con lei. È che... Ciao, Rayano. Ma avete capito che Flavia è del 2000? Flavio è acqua. Come si chiama Flavio su Instagram? Flavio è del 2000, ragazzi. Flavio del 2000 si chiama su Instagram. Flavio Chiocciola Racquana. Flavio del 2000. Flavio, ragazzi, è del 2000. Flavio Racquana, sì. Cioè, O Plutonio. solo quella è una nota negativa per me. non sono mai riuscito a dare una data. Lei mi rimprovera questo e mi chiede e allora quando? E nella mia estrema sincerità non gliela do mai. Sembro io quando venivo interrogato a scuola e non sapevo la lezione. Ti prego, non chiedermi. Cioè, professore, ve lo giuro. È morta la mia settima nonna, professoressa. Io non ci posso fare niente, sono lontano anche dalla mia famiglia, Ah, capito? ho capito. Lui è di Milano e lei è di Modena. Ok. No. Non vorrei dire Io ho una cazzate. figlia, ha detto. Sì, lui ha una figlia. Lui ha una figlia. Ah, lui ha una figlia? Sì. Ah, vabbè, lì... Ha fatto una tosse da 80enne io. Facciamo una cosa di questo genere, attendiamo un altro po' se riusciamo. Dai, come parla? Si vado pure domande. Facciamo una cosa, facciamo ora, facciamo ora. Intanto ti chiedo di No, continuare. è bravo, parla bene, però. Troppo. Troppo forse. Quello è il fatto. Parla bene ma troppo. Cioè, è come quando vai dal commercialista e ti spiega tutte quelle cose e tu alla fine di tutto dici. Ma quanta c'era, Con le valigie Guarda lui sotto che vorrebbe fare 10 flessioni subito. Sai cosa sta pensando nella sua testa? Stai pensando? La terra è piatta.
Se non fosse piatta, noi su questo tronco saremmo un po' storti. Effettivamente. Ho ragione, hai ragione. Vuoi aggiungere qualcosa? Sei stato chiarissimo. Eh. Ma quando ti ammarato? Perché Filippo, lui entra è nella come mia c'hai vita. sei Filippo. Chiara, ma sai cos'è un Super Santos? Adesso lo so. Mi ho spiegato che è un pallone. Sì? Una piccola, come giocavi? per davvero per strada? Quello di plastico, di spugna. Di spugna. Blu, giallo, verde, Ma è nel arancione. periodo di Pablo Escobar, quando giocavate col pallone di spugna. No, di spugna ogni tanto lo usavi perché avevi paura di buttare. Questo, No, Chiara, questo questo... No, noi non giocavamo con questo, raga. No, Questo non ci spacca i stanno più le vetri. mezze stagioni. No, che spacca i piedi, questo non li spacca i Sì, piedi. questo spacca Sì, i raga, vetri. questo spacca i Dai, vetri. sì, sì, spacca i Dai, vetri. spacca i vetri. Allora, ti assicuro, se parli con la mia vicina, spacca i vetri. No, questo spacca i vetri. Questo No, noi è, giocavamo con quello di questo è plastica. sacro, Però questo io avevo quelli là più gonfi. E poi se qualcuno si sedeva sul pallone, era fatto. E poi la prima cosa quando lo prendevi... diventava a... Turista. Come diventava? aspetta. Se ti sedevi sul pallone diventava A cucuziello. a cugozzo, no? Puoi raccontare, Chiara, cosa pensava del Super Il Santos? Super Santos, quando avevo detto che era un pallone, ho detto no, lo usavano per strada. Era un pallone che lo usavano per strada. Ho detto, cioè, lo buttavano davanti alle macchine per fare la rapina. Cioè, tu... E ritorniamo agli stereotipi napoletani. Ma tu immagina questi rapinatori inesperti, e come facciamo a fare rapina? Perché tu inchiodi, no? Non vai sopra il pallone. Quindi dici, Ha fatto tutto il ragionamento. sai, ma quanti ne ho fatti di ragionamenti? La prima volta che sono venuta qua a Napoli, sparavano i fuochi d'artificio. Guarda. Ma cioè, si stanno sparando? No, però ti posso svelare una cosa. Ho detto 5 restiamo chiusi tutti. Che io pensavo pure facesse lo spacciatore. Ma Alfonso, non sta faccia! Ma tu lo vedi Alfonso, Ma cosa? Le gole? io non mi fido di quelli che hanno la faccia da Santino come lui. Ti sembra Santino, ma non lo è. Non esiste il nome in maniere, no. No, Infatti, quando io ho visto Una cosa così utile, adesso cioè, voi se tipo qualcuno vi deve dare qualcosa, scendete fino e giù. sì, oppure sale su e tu gli dai la mancia. Fra comodo, La mancia! No! La Gli mancia. dai la mancia. Oh, guarda, Madonna, guarda. No, vi giuro, infatti quando ho visto il panino ho detto, oh, ma tu spacci, perché... perché... Andiamo là allora. Però lei è nuda praticamente. No, non è per il carne. Guarda, ti posso dire, potrebbe essere anche nuda. non è Per quel- i grandi e per i piccini è arrivato il dolore dei calzettini. No, calzino, a che sto? Signora bellissima, vi serve qualche cosa? no. Ora io tengo la merce più bella assai, No, me li Guarda, di calzettini, è bonito di calzettini. No. Ma ce sono l'hai belli. di cotone? No, ma stiamo registrando. Questi sono di seta, sono di seta. Di seta. No, Che numero di seta. tenete? Che numero vi serve? No, ma stiamo 45 registrando. e tengo. Va, 45. Tiene di Eh, nuovo. No, ma li compra già mia mamma. No, Aspetta. Sono antigraffio, Ma antifurto, antincendio. Ma non sa roba nei pire, com'è? Cosa lo componete? Me lo assicuri che è antifurto? Allora lo Assolutamente. servono. Ma sa roba nei pire. La signora che te la vedi? Tengo due figli a casa da mangiare. Ma non so che è la porta? Ah, dottore, ma c'è da 5 euro 3 paio. 5 euro 3 5 euro 3 paia. E tu fatto sei bene. 5 euro 10 paio. È buono. È buono, è buono. Adesso Questa è paga. qualità. Dai, 5 euro. Grazie signori belli, grazie. Amo Potete chiudere la porta dello studio, per favore? furto. Sentimi, sono curiosa, voglio sentire proprio che... Bella, ma gatta morta. Ah, quindi confermi. Dicevo, è la mia siga. Sa pigliate chi Sì, dei calzettini, di fatto fa. succede. Antifurto, allora io... Scusa. Amico, torna qua. L'hai visto? Secondo me quella è la cosa che dà fastidio, quando si crea poi un legame tra Un'intimità, Perché esatto. fino a quando giocano, fai il Esatto. balletto e fai la cosa non c'è niente di male. Schifo. Poi io non posso vedere però le persone soffrire così. Questo mi fa un po' male. Non hai fatto caso? A cosa? Che era vestita, come era vestita ieri sera? Non è vestita da ieri sera. No, allora ragazzi, posso dire che questa è la cosa più brutta che ho visto per ora. Mi sono sentita... Cioè, obiettivamente, se proprio devo guardare nel profondo, questa è la cosa più intima che avevo visto. Non me la ricordo. Ma comunque posso dire, c'è un bel contenitore di loffe lì, eh? Che schifo. Che schifo. No, che schifo, mi sembra esagerato. A questo coso. Sai cos'è un contenitore di loffe? Sai cos'è? Un contenitore di loffe? La loffa sarebbe la scoreggia senza rumore.
Quella là così, guarda che tu fai tanti auguri a te. Che senso? Sono dubbiosa, non ho capito. La scorreggia senza rumore. La loffa. Loffa si chiama. Loffa. Voi come la chiamate? Da noi non c'è questo termine. Voi fate solo rumorose. Poi mi devo fare. Ma vedo un videocorso 15 euro come fai la scorreggia loffa. No, comunque noi non diciamo neanche la parola. Addirittura è Ma così. com'è? Cioè, noi siamo. Cioè, voi quando facete un video fate. Ho fatto un. Ho fatto un grrr. No, amore. Un che? Un grrr. Sì, allora, a me piace Denise. Quando spunta la luna marucchiara, pure le pesci ci fanno l'amore. E in un luogo dove si festeggia non potevo certo mancare la posteggia. E che bella ragazza, possiamo fare una dedica? Prego, alla signorina che viene dal nord, ci facciamo una canzone che non sai scorda. Attacca, Oh sì, ma io non c'ho niente. Non fa niente, noi cantiamo pro bonus. Noi facciamo matrimonio, feste di piazza, funerali. Se i funerali si piange sempre, con noi si ride, un po' gralleria. Attacca, sassi, attacca. Ma io non c'ho monete. Maruzzella. Mi aiutate col cuore, con piacere. Non c'ho. Ma ci mondo. Mi dovete aiutare col cuore, mica mi darei i soldi. E come faccio? Io col cuore. Ah, col cuore, ah. E mi si dal occhio mare. E mi si mette a me su dispiacere. Quando ci volete venire a trovare, noi siamo sempre qua. Va bene? Attacca, La sassia. prossima volta vi do qualcosa. Vabbè, paghiamo a radio, noi accettiamo pure i finanziamenti. Perfetto, vabbè. La città Chanel. Vai, Sassia, che non ti pago, ci vai. E non pago manca io. Amore, fanno anche i funerali. Hai visto a Napoli, dico, hai visto? Che cosa? No, No, vabbè, ma ok, cliché. Succede pure da voi queste cose in casa che vi entra gente. Noi lasciamo sempre la porta aperta a Napoli. Anch'io, l'ultima volta mi hanno rapinata. Veramente? Sì. No, qua no. Qua non succede. Vedi il cliché che qua lasciamo, ecco. E Marco è agitato. Marco è composto. Ma però. no, lui guarda, è esagerato. È esagerato. No, posso una cosa? No, il tavolo, il tavolo. Allora, secondo me 300 euro ti è saltato. E lei invece cosa ne pensa? A me Denise piace. Però La se- vedo una seria. Per me Denise è uno a posto. Lui ha solo una barba perfetta che mi infastidisce. Io non ce la faccio a guardare la sua barba. Allora, all'inizio, io dico la mia, all'inizio vedevo, lui diceva, adesso ragazzo, dopo che lei mi ha fatto vedere tutti i video che fa su TikTok, l'ho rivalutato anch'io. Abbiamo capito tutte e due una cosa almeno. Quello con la tigre come si chiama? Antonio. Zo. Sì, Antonio. Zo. Antonio. Mi sembra un po' cattivissimo me. Sempre un po' con la gobba. Scufanato, sta un po' scufanato. Chiara, scufanato. Impara questo termine. Scufanato. No, scufanato con la U. Scufanato. Che sta succedendo? Ehi, c'è un avvicinamento. Questo è un po' too much. Adesso ristentiamo. Non ancora. No, vabbè. No, dai, mi stai mettendo il Ah, se lo faceva lui a lei? Vabbè, io non ci ho visto niente di strano per qua, secondo me. Vabbè, però lei faceva un po' la tira La piaciona. La tirami il piede, dai, per farti capire. Di qua preferisci? Guagliù, però lei... Sì. Lei si sta prestando. Troppo si sta prestando. Dai, ti fai prendere in braccio. Vabbè, ragazzi, io posso essere sincera al 100 per. Vai. Ho solidarietà per le bionde. Quindi le difendo a prescindere, sì. Ok, allora mettiamoci nella situazione in cui voi tornate a Temptation Island, tu e Alfonso. E Alfonso fa questa cosa, prende la ragazza in braccio. No, aspetta. Lei che si fa prendere. Alfonso va in frego. No, Alfonso dai, incendia il Alfonso dice va a fare i cornetti. Va a fare i cornetti. Mi fa piacere sicuramente quello che puoi. Vabbè. Vabbè, chiaro, lo difendiamo le bionde, facciamo un bello partito delle bionde. E lo chiama Biondelli d'Italia. Magari una ragazza con questa tua presenza fisica verrebbe presa in un altro modo. Ma no, ragazzi, se io fossi donna e mi dicessero queste cose, io direi, frate, ma tu sei scemo. Ma che cazzo complimenti non stai facendo? La Sì, società. quello potresti dire grazie. Vabbè, però lui Pure ha tu detto- vivi di stereotipi. Infatti il problema è che lui ha detto mi sembri un escort. Sì, in pratica sì. C'è bionda, alta. Sembri un escort- guarda, complimenti perché sembri un escort a costa non lo mole. E non prendi un euro. Io non faccio il tentatore, però secondo me non è proprio questo il miglior Non è il complimento mood. della No, storia. no, non è il mood. Credo. Però lei non se ne accorge. Non se ne sa No. conto, No, glielo non si è dico. resa conto. E mi verrebbe da dire che è bionda, però. Cioè, Chiara, No, ammetto, no. Ma tu non puoi dire la vita, pure tu sei biondo. Allora sono bionda. Ma tu metti, che ne dacci, no? Quindi, in difesa di Lucia,
Chi è Luci? Ah, quella, sì, mi sono perso il programma. No, lei non sta dicendo niente. Lei non sta dicendo niente, Esatto. ma sta facendo in altri modi. Lei Sta sai avvenendo- come si dice a Napoli? Butta manelli a nascondere una Ma oggi pretella. sembrano un sacco di... No, è che è impossibile a fare sta come butta la mano. E forse butta la bretella e nasconde la mano. Lei è sempre quella del caffè, poi tra l'altro. Sempre il E caffè. Ma il Quella dei caffè, caffè. cioè lo prendeva da sport e lo metteva in macchina. Per forza, da sporca lo piava. Mi stai toccando la coscia? Sì. Sai che sei di contatto? Ti piace il caffè? Per esempio. Dammi un grrr. Perché per me il solletico è una tortura, quindi ogni volta che mi fanno il solletico... Ah, ogni volta che mi fanno il solletico io respiro di più. Respiri. Vicini, Sei un po' più dritta. Sono tutti scufanati. No, Valerio mi fa, cioè, proprio da prendergli le guance e fargli... Ma quanto è bellino, È Valerio. così carino. Sei banane, ha detto. Sei banane! Signore, limoni! Ma se li mangia tutti Antonio, Antonio è tuo, sei banane, buonissimo. Si è arrampicato sull'albero. Scusa, Allora stanno se sei banane. Antonio ha detto sta roba? Ma Antonio non era quello che diceva alla fidanzata se ti comporti No, bene? l'hai faceva- Trudi, sei banane. mi fai i grattini, mi viene da ridere, non sopporto il solletico perché non Che respiro. lo fai crunch. Ti obbligo a fare un'esterna con me. Cosa? Ti obbligo a fare un'esterna con me. La figlia! Stanno andando a prendere la pensione con lui. Ma perché si appoggia così? Brava Francesco. Lui è diventato Ozzy Osbourne a un certo punto. Bravo! È normale, perché non ti ho portato mai a vedere un cazzo. Ma a parte che, aspetta, Ma diciamo forse una si cosa agita che Antonio non è napoletano, raga. Di dov'è? Non lo so, ma non è napoletano. Napoletano? No, ma non è napoletano. Non è napoletano. Ma sarà qualche paese. E non poteva mancare in questa pubblica piazza Pulcinella Cetrula ai vostri ordini. Pulcinella che ti fa divertire i grandi e i piccini. E che bella signorina che Ma c'è noi in questa stiamo piazza. dicendo che non ci si cliché di Napoli e cose. Ma Stiamo quali dicendo... cliché di Napoli? Permettete che questa bella signorina mi possa dare un basillo? No, Pulcinella e scrutus, non dite niente a Colombrino, per piacere. No, non dico niente, Mi date però un bello basillo, mi signorina. sembra... Mamma mia bella, mi sento tutta rossa rossa. Però già è entrata un parcheggiatore, figlio di calzino. Questa ragazza viene dal Trento e... Che bello, venite dalle parti alte, dall'estero forastiero, No, non siete. è l'estero, chi lei è sempre Italia. No, non è mica ha l'estero. fatto una domanda, diceva Pulcinella, non è di Venezia, ma chiesto. No, no, a Pulcinella a Venezia ci stanno tanti amici miei. Pulcinella è nata da Cerra. Cerra. Sì, è nata da Cerra, era un vecchio furnario di Acerra qua vicino. Signorina, ma quando siete bello, qua c'è il sole. Noi siamo conosciuti in tutto il mondo, non perché siamo solo pizza e mandolino, perché siamo marioti. Noi siamo gente di cuore, noi vogliamo bene. Questo sicuramente. Per questo noi siamo conosciuti in tutto il mondo. E Pulcinella è l'emblema, è il simbolo di Napoli in tutto il mondo. Pulcinella vi saluto. Signorina, ma quando siete Potete bella, chiudere signorina. questa porta Ma per ve la chiudo favore? io, non mi preoccupate. ve la chiudo io, ve la Grazie chiudo io. mille. Signori, ma quando siete bello, un basillo, mamma mia. Allora, scusaci, però non era previsto che entrassero. Sono amici. Puttana con rispetto! Ma ragazzi, ma che sta succedendo qua? Oh. No, un'altra volta no. Vergognati! Ma lui è il campione della teatralità. No, io come la c'hai stasera? Ah, Nato non Palò! vedo l'ora, non vedo l'ora. E poi sarebbe il primo falò. No, è te. Ah, è vero. 3 puntate per un falò. Oh, Solo per questo ti lascerei. Ma che sta succedendo? Già è brutto, pensa al tuo. A lui? Lui sta solo in posa. Lui sta pensando, sai cosa? Ma la terra è... No, mo. No, ti ha calmato. Veramente. Ma guardi di sotto. Sei un cafone. Hai capato rispetto! No, ragazzi, comunque questo è Mario Merro. Conosci Mario Merro, la Chiara? Allora, so che viene nominato molto spesso quando ci sono di queste tragedie un po' teatrali. Era un incantito, fa distruzione. No, a lui è venuto per distruggere tutto. Ma se tu stai distruggendo tutto, sia per i mobili Ma che non per hai il capito rapporto. perché lui gira la frittata. Ma io me la c'hai. Vattene. Vabbè, ma iniziamo a Guarda questa musica che parte. Immagina c'è la produzione là che stanno così, no?
All'improvviso lui. No, mannaggia, tutta la produzione pronta. Poi si chiama, ciao, a posto. È tornato. Poi passa e lui. No, mica è una volta. Eccolo, che carino. Mini Tony, Però vestiti bene. Sì, Prenatal è stata sponsor. Che facciamo? Ci vuoi per... Ma è bella Sonia, ma ti voglio troppo bene. Tu stai guardando Sonia, io sto guardando Filippo. No, posso un attimo? Sonia, ti voglio troppo bene, sono tuo nipote, tu sei la sorella di mia mamma. Aspetto al falò. Ok. Grazie. Va bene. È troppo carina Sonia, ragazzi, è troppo carina. Come si fa? No, è troppo carina Sonia. Come si fa a non voler bene questa zia a righe? Fosse stata una zia a quadretti, capisco. Adesso che spera che non viene, si fa un altro falò. Esatto. E il quarto, dai, no. Ah, è venuto alla fine. Grazie, ci sei riuscito. Pure tu, frate. Sonia! Sei tutti noi, non mollare, mi raccomando, abbiamo tante aspettative su di te. Dai Sonia, dai. Che è successo? Che è successo? Prima di interagire vorrei vedere il materiale post affondamento della sua decisione. Ma è avvocato proprio! No. Giuria, vorrei vedere il materiale post affondamento della sua decisione. E Filippo, e qual è il problema? Non lo sai. Hai avuto la risposta? È una risposta che non... Ragazzi, posso dire che lui la manipola purtroppo. Avresti consentito, io quindi per non perdere la chance non te l'ho detto. La chance? Non perdere la chance. Il dubbio contiene sia il sì che il no. Che cazzaro. Buon avvocato però. Che dubbio cazzaro. con sì, È no. vero. Certo che non so se l'amo. E allora di che stiamo parlando? Cioè io ho bisogno di una persona che mi dica che mi ama. Però ti prego Sonia, tu meriti un fatto molto più bello di questo. Sonia, ti prego. Perché poi l'orologio è ritornato. Perché non era il momento giusto. Oh, meno male. No, lui però, Filippo ha detto, sto dicendo quello che dice lui, capì? Cioè, sta traducendo. Ma comunque il ruolo di Filippo è difficile. No, lui sta traducendo, cioè lui ha detto non è il momento giusto, ma Filippo non è che dice effettivamente non è il momento giusto. Questo è quello che dice lui. Mantieni i toni però pacati, devi anche per favore, capire che io perché ho un cuore, quindi il cuore. a me non sembra che tu abbia nessun cuore. No, brava Sonia, brava. Brava, lui non c'ha nessun cuore. Filippo, aiutami, cioè sembra che sono io la matta, che l'ho chiamato dopo poco tempo. No, Sonia, tu sei troppo bella, sei troppo mia zia. Sei stato molto diretto e molto... Sono sempre così. Posso dire che secondo me Sonia gli sta dando anche troppo. Lei vuole cercare di chiarire però. Lei sta cercando in qualsiasi modo di chiarire. Ma lei è... di buttare. Lei è troppo dopo. Ah, la mano? Oh, ci mancherebbe. Ma lei ci rimane proprio male. Guarda, lei ci resta male. Lei un mese dopo torna insieme. Si rammarica di non aver potuto vivere l'esperienza di Temptation Island, che forse, dice, avrebbe sciolto i Ma suoi fatemi per favore recuperare un attimo un momento per presentare delle persone che in questo episodio di Reaction Island per me sono stati fondamentali, che sono Lorenzo Coppola, Fabio Esposito e Germano Mona, che tra l'altro è il mio vicino di casa. Loro sono gli artefatti che questa sera si sono prestati ad essere i cliché di Napoli. Grazie perché gli abbiamo chiesto questa cosa all'ultimo minuto, sono stati subito pronti e disponibili e possiamo dirlo che sono stati bravissimi. Quindi grazie. Vi posso consigliare, andate a vedere qualche loro spettacolo perché vi posso assicurare che vi divertirete un casino. Ragazzi, io non voglio invitarvi a lasciare un mi piace a questo video, a iscrivervi, lo faranno loro. No, invece mettetelo like, scusa. Lasciate un mi piace e commentate. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Io ringrazio Alfonso, ringrazio Chiara, io ti ringrazio Noemi, hanno stato con me, ma ringrazio loro per essere stati con noi, ringrazio voi per essere stati con noi e grazie perché il secondo episodio è stato incredibile, ma sono sicuro che questo terzo lo sarà ancora di più. E detto questo, Reaction Island, Reaction Island, Reaction Island,